c'è nulla da immaginare. Il mondo vede uno dei volti dell'immigrazione, la morte. Le immagini restituite dalla telecamera del robot sottomarino della Guardia Costiera sono agghiaccianti. Il video del ritrovamento dei cadaveri adagiati sul fondale marino a Lampedusa. Sono gli uomini, le donne, i bambini dell'ultimo naufragio avvenuto il 7 ottobre. 12 corpi devastati dal mare e dai pesci, molti con le braccia irrigidite, tese verso l'alto come ad invocare aiuto. Tra loro anche la giovanissima mamma del piccolo di pochi mesi che le giace attorno. Immagini davanti alle quali i sommozzatori della Guardia Costiera non hanno esitato un attimo a preparare il campo per le operazioni di recupero delle persone che mancavano all'appello andate a fondo con il barcone inabissato si assimiglia da Lampedusa. I sommozzatori hanno delineato il campo d'azione, preparato la strumentazione e la piattaforma di ormeggio che verranno utilizzati per il recupero dei corpi che cominceranno oggi meteo permettendo. Il primo ad essere tirato su sarà quello del bimbo e della sua giovane mamma, poi via via tutti gli altri. Operazioni non semplici perché alla profondità di 60 metri i sommozzatori possono trattenersi non più di 5 minuti, nei quali dovranno cercare di imbracare i corpi con la delicatezza necessaria per non smembrarli ulteriormente. La Guardia Costiera spera di riuscire a portarli tutti in superficie entro la fine della settimana. All'appello mancano ancora 5 persone.